Mara Carfagna è venuta a Mestre, dice, per ascoltare i problemi di chi opera e lavora nel porto. Una comunità, ricorda, che rappresenta molto per il Veneto e per l'Italia. 20.000 addetti, 1.500 imprese e una produzione che supera i 6 miliardi. E poi ci sono anche le criticità. C'è naturalmente bisogno di una manutenzione costante, c'è bisogno di garantire i dragaggi, gli escavi dei canali e quindi c'è bisogno di sbloccare il piano morfologico e il protocollo fanghi. Ma c'è bisogno anche di garantire lo status di porto regolato al porto di Venezia, anche per assicurare la convivenza con il Mose che protegge questa città ma che crea qualche problema alle navi o agli operatori che devono bloccare la loro attività in presenza dell'operatività del Mose. Una particolare attenzione va dedicata al settore della crocieristica, ha detto la Carfagna, e al decreto in vigore. Era un decreto di cui c'era bisogno naturalmente, ma comporta comunque delle conseguenze di cui abbiamo il dovere di farci carico, ha un impatto sul sistema economico e produttivo di quest'area di cui siamo consapevoli, quindi c'è bisogno di farsi carico dei problemi che ha creato.